Mattarollo è il nome della storia della moto a Treviso. Non credo di esagerare dando questa definizione, sbaglio? No, anche perché siamo stati i primi a Treviso a partire con le moto. Mio padre... Ricordiamo il nome del papà così mi piace. Sì, mio padre, che si chiamava Guido. È stato il primo produttore, almeno nel Triveneto, e penso anche tra i primi produttori in Italia di moto, proprio prodotta. Finita non solo la parte commerciale ma anche la parte produttiva. Ecco, dal 1906 al 1918, pertanto subita la guerra, la prima guerra mondiale, erano commercianti e vendevano, mi sembra qualche, se non sbaglio, bianchi, e vendevano biciclette, e vendevano... Sì, dove c'erano entrambe le cose. Sì, all'epoca era bazar. E con un negozio che era in Calmaggiore, proprio a ridosso del Battistero. Quindi proprio la notizia che ci hanno dato i figli è vera, è proprio vicino al Battistero. A ridosso del Battistero. È proprio del centro storico di Esatto. Poi il mio padre e con i suoi fratelli hanno acquistato un pezzo di Via Ricati, che andava da Via Ricati a Via Cantarane, che è la parallela dietro. Tutta frescata. Ecco, tutta quanta il pezzo, e là hanno cominciato nel 18, fine della guerra, la prima guerra mondiale, nel 18 hanno cominciato a costruire, ma proprio costruire, cioè i pezzi si facevano in fusione di terra. In fusione di terra si mettevano dentro la terra, e poi mio padre ha acquistato tutta l'attrezzatura, i torni a cinghia, e là, io l'ho visto lavorare con i torni a cinghia con un bastone che spostava le cinghie per far andare più forte il mandrino o meno forte il mandrino, c'erano tutte le cinghie, e dopo lavoravano i pezzi, costruivano il telaio, costruivano il serbatoio, compravano cerchi, raggi, mozzi, quello che compravano fuori, il faro. C'è della componentistica. La componentistica, ma molto quella non importante per la moto. Quello importante per la moto, tipo cilindro, pistone, ingranaggi del cambio, albero motore, era tutto fatto dentro la nostra, compreso il carburatore, perché il primo carburatore l'ha fatto mio padre. Questa storia è la storia della moto veramente. Che non assomiglia a niente, che non assomiglia al carburatore odierno. Era un tubo grosso così, nel quale da una parte entrava la benzina, dall'altra parte la spinta dell'aria. Geniale, una semplicità geniale. Sì. E poi sotto il carburatore c'era la pece, per dare alla cinghia quando andavano in montagna, altrimenti la cinghia scivolava allora si appoggiavano con la pece sulla cinghia e davano un po' di pece alla cinghia, e la cinghia riprendeva la corsa. E questo è stato fino al 1938. Prima della guerra, insomma. Ecco, quando è iniziata, fino all'invasione, si può dire, tedesca. Perché è stato dopo chiuso tutto? Perché una mattina si sono presentati i tedeschi e hanno detto: se lavori per i partigiani noi ti mettiamo al muro, pertanto dovrai lavorare per noi. Non c'erano molte scelte. No, ma alla sera però sono arrivati i partigiani che hanno detto: se tu lavori per i tedeschi ti mettiamo al muro, devi lavorare per noi magari di notte. Allora mio padre, avendo 7 figli, una moglie, ha detto: no, non posso rischiare. Di punto in bianco ha tirato giù le sarcinesche e non ha più aperto. Ed è sparito come un uccello di bosco. Se n'è sparito. È sparito. E ci ha mantenuti con quello che poteva essere le possibilità della guerra, insomma, perché
Erano tempi duri per Erano tempi duri, erano tempi durissimi, e più lui con sette figli e una moglie da portare, da tirare avanti, era veramente molto 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 impegnativo. È stato... Fino a che anni dopo c'è stato un po' il ripreso? Dopo abbiamo ripreso nella fine del 44, prima del 45, quando c'è stato, dopo la liberazione, sono formati i campi Aral, cioè erano depositi di mezzi militari che i vari eserciti non conveniva riportarsi a casa, ma lasciavano qui, e diventava preda bellica, diciamo. Si è fatti i soldi recuperando i copertoni da parte di Punta della Priola. Sì. Allora mio padre andava e ha cominciato a fare le aste. Certo. E allora mio padre andava a comprare le moto all'asta, le restaurava con tutta l'attrezzatura che aveva come produttore, che era rimasta, esatto, e si faceva restauri, mi ricordo, BMW 750, mi ricordo i Zundap 600, c'era un Zundap 606 cilindri. Si è ripreso grazie ai residui bellici. Ai residui bellici, a BSA, i Norton, i Royal Enfield, poi c'era la Match Class. Sì. Venivano restaurati e poi se ne prendevano, non so, 10 uguali, di 10 se ne facevano 7 per la vendita e 3 li tenevamo per la ricambistica, perché dovevamo garantire a dove si vendevano i pezzi di ricambi. Siete ripartiti alla grande. Siamo ripartiti fortunatamente con questo. Poi è cominciato le produzioni delle case italiane, è cominciato pian piano la Bianchi, poi abbiamo avuto la Isomoto, poi abbiamo avuto la Ermacchi, poi abbiamo avuto la cosa avevamo ancora? Il KTM mi pare. Sì, ma più tardi. Poi mio padre, quando ha sentito che la BMW, dopo aver restaurato le moto preda bellica, aveva cercato in Germania la fabbrica della BMW. E allora, conoscendo i mezzi già ormai, siamo andati ad accordarci con la BMW di Monaco per importare le moto a Treviso. Siamo diventati importatori inizialmente per il Triveneto. Siete andati proprio là? E andavamo giù e allora dopo cominciavano a spedirci le moto attraverso la ferrovia. E noi andavamo a Scala Motta a prenderle. A quei tempi non c'era i 30-60 giorni. No. Bisognava. Non c'era, ma non c'era. A Scala Motta arrivavano. Il problema era che non c'era neanche la credito, il bonifico. Bisognava andare con i soldi là a pagare le moto e loro ce le mandavano giù via ferrovia. Questo è il pionierismo finanziario proprio. Ecco, via ferrovia. E così abbiamo iniziato nel 50 con la BMW. Da prima del 50 abbiamo avuto anche la DKV, però la DKV veniva veniva assemblata in Italia, a Bologna, dal ragionier Cavani, e veniva assemblata con motore che veniva dalla Germania, mentre tutta la parte telaistica veniva costruita in Italia. Questo è il primo contatto che abbiamo avuto con la Germania. Poi abbiamo avuto la NSU, subito dopo la BMW abbiamo avuto anche la NSU.
auto che c'era la Max, no, ecco, prima c'erano le moto, Certo, prima sono partiti con quello. con Quickly 50 e il Max 250, e poi c'era un 125, non ricordo il nome. Comunque i due modelli principali erano questi, proprio il Quickly, che era proprio tipo il Ciao tedesco, Ciao. ecco, Ciao tedesco, che veniva poi e dopo hanno cominciato a costruire la NSU ha fatto la Prince, è cominciato con l'auto. Del vasco da bagno, la chiamavano. Esatto. Bravissimo. E allora abbiamo aperto davanti al negozio, avevamo dei garage, abbiamo aperto i garage che facevano da officina. Ma voi tenevate anche le macchine? Allora, Sì, che dopo... Allora mia zia, allora, che era segretaria del consorzio agrario, la prima Prince, la Sì, da lei. sì, sicuro. Pensa, tipo, guarda te, Abbiamo avuto la Prince che poi dopo, quando abbiamo acquisito dopo è arrivata la BMW, Certo. con la 700, che c'era la turismo e la sportiva, la coupé 700, e allora abbiamo aperto un negozio in Via Canova, sulla curva, che hanno fatto il nuovo palazzo. Sì. Sulla curva in Via Canova abbiamo preso, mi sembra, un negozio di 100, sì, ecco, un negozio di 150-160 metri quadri, per mettere dentro appunto queste prime macchine che arrivavano, per poter vendere anche quelle. E poi loro, del centro storico. ecco, sempre dentro il centro storico. Dopo, quando ho iniziato in questo periodo, comunque, tra il 45 e il 55-56, assieme a mio padre, ha lavorato, è stato affiancato mio fratello Giorgio e mio fratello Giancarlo. E dopo dal 58 anche da mio fratello Paolo. Sì, e poi per ultimo loro in quel momento si stava sviluppando le parti auto, quindi loro hanno preso uno la BMW, l'altro l'NSU, che dopo è diventata Audi. Esatto. E io sono rimasto l'ultimo e mi sono a tenere duro sul vecchio, diciamo, sulla vecchia, sulla inizio, diciamo, della società. Posso farle una domanda adesso per collegare l'intervista fatta a suo figlio Alessandro, che è grandissimo ovviamente. Io gli ho fatto anche una domanda, dice: ma papà ti lascia spazio e è sempre autorevole come sempre? E lui mi ha detto: è autorevole come sempre ed è sempre presente. Ho detto: bene, questo mi fa piacere. Ho detto: vuol dire che non si è lamentato, no. Non riesce a frainteso, io ho diminuito il tempo, perché ormai gli 80 anni sono molto vicini. Ecco. Sono molto vicini, pertanto cerco di essere qui per suggerimenti più che altro, e dopo un po' di controllo. I due figli li ha attrezzati bene. Sì, no, sono bravi. Anche perché non possiamo non dirlo, voglio dire. Mia figlia... Non vuole essere ripresa, non vuole. Perché? Ma prima o dopo riuscirò. Mia figlia è l'anima dell'amministrazione, ma veramente... Posso dirle, prima eravamo seduti qua mentre aspettavamo, è scesa con i regali di Natale. Sì. Piccole cose però che la dicono lunga sulle culture di impresa e dell'accoglienza. Veda, tante volte noi facciamo i discorsi roboanti, no? Dopo invece ti accorgi che cos'è un'azienda che delle piccole cose, almeno questa è la mia personale opinione. Come lo vede il futuro per i suoi figli? Così chiudiamo questa parte di intervista. Il futuro è molto duro, guardi,
probabilmente spero di aver già toccato il fondo, il peggio ve l'ho toccato nel 2016. Il 2017 ci stiamo riprendendo, ci sono segnali di ripresa. Stiamo controllando di giorno in giorno, per quello tutte queste carte, sto controllando di giorno in giorno cosa succede nell'azienda. La mia figlia e le impiegate mi portano perché in visione quello che io non posso fare, perché non ho accettato il computer, l'ho voluto. Sì, certo, perché ce l'ho ormai da 35 anni, qui dentro si lavora solo con il computer, da 35 anni. Certo. Però non sono riuscito a... C'è chi per esso, però l'importante è dopo mi dà le carte base, me le porta sul tavolo e me le leggo tutto. L'autorevolezza a cui dicevamo prima, no? Guardi che non si è lamentato il figlio, no. Ma immagino che lei c'è ed è una persona presente. Io ci sono e se posso dare un suggerimento lo do. Controllo, ecco, cioè oggi ci vuole, con questa crisi ci vuole tanta esperienza per capire se l'azienda funziona e va avanti o se l'azienda si ferma. Certo. Noi cerchiamo in tutti i modi, in tutte le possibilità, quello che ci viene in mente, di poter allargare i nostri spazi, di poter aumentare la nostra possibilità di sopravvivenza, perché possibilità solo di sopravvivenza oggi. Non c'è sicurezza, io non voglio dire fra 3 anni guadagno soldi, io dico spero che per i prossimi 7-8 anni avere un'azienda sana, ecco, che può sopravvivere anche in futuro. Io conto su altre interviste, per scampoli di memoria, parleremo anche di Franco Batacchi quando lei giocava a golf. Cioè, se lei ogni tanto mi concede un'intervista, certo, mi piacerebbe ripercorrere la storia della trevigianità, perché lei è Treviso in questo settore, mi piacerebbe, se lei gentilmente mi concederà, certo, di avere altri motivi di appuntamento. Sicuramente. Grazie a lei e al prossimo appuntamento. Grazie a lei, grazie a voi. Io ero ancora studente universitario, avevo una Topolino decapotabile, quando passavo per via Ricatti mi ricordo sempre il famoso angolo negozio che avevate, perché Mattarollo è nato là, e forse prima lei mi ricordava Alessandro anche in un altro posto. Sì, da quello che mi ricordo io, ma che lo specificherà più mio papà, penso, sotto al Battistero, che una volta prima sì, vicino a Piazza Duomo, che c'erano dei negozi là sotto e mio nonno aveva il negozio sotto al Battistero. 111 anni portati bene, no? Sì. Mattarollo, non Alessandro, ovviamente. Scusi la battuta Malcagnani, le interviste sono sempre assolutamente curiose, se no facciamo sempre i soliti mattoni, no, che non interessano poi a nessuno, facciamo finta che siamo bravi, però alla fine... Ma è una battuta che faccio spesso anch'io, certo, quando gli dico a qualcuno l'azienda ha 111 anni e preferito per intervistare sua sorella che lei, non so perché, è una cosa così, ma non ha voluto, ma non lo so, è timida. Dice di essere timida. Ma così non sembrerebbe, oltre ad essere una splendida signora. Comunque non importa, speriamo che con l'andare del Cagnan prima o dopo non riusciamo a rapirle un'intervista. Va bene. Alessandro, faremo col babbo dopo ovviamente, che è la storia, certo, è un monumento alla storia della moto, di motorini, motociclismo a Treviso. E con lei è entrato quando in azienda? Allora, io sono entrato il primo anno dal 91 al 92, dopo partito militare 92-93, quindi fisso da luglio del 93 fino adesso. Mi era fatto sudare il papà? Ancora adesso me la fa sudare. Ancora adesso perché ha il pugno di ferro, non vuole mollare, anche se... In 12 anni
Sì, non ha neanche... Ma neanche lui ne ha 111 anni, No, però se l'azienda ha 111 anni ed è rimasta intatta, passando alle crisi che ha avuto. Tenendo presente quanti nel vostro settore hanno chiuso, me lo lasci dire, tenendo presente quanti hanno chiuso nel vostro settore. Parecchi, io penso, ma non solo qua a Treviso, io penso che in Italia ormai di aziende come la nostra, forse ce ne sono veramente che si possono contare su una mano di questa storicità. E forse anche meno. Dopo dagli anni 70-80 in poi allora iniziano a essercene parecchie, però da prima penso che veramente siamo in pochi. Cosa vuol dire dal 91 in poi Mattarollo come impresa? Qual è la filosofia come settore? Cioè, mi racconti quello che vuole. Allora, noi nasciamo come concessionari di vari marchi precedentemente, dal 93 che sono io qua, Honda e BMW. Oggi solo Honda, per una scelta nostra politica, anche se continuiamo a essere un'officina autorizzata della BMW. Quindi incontrate lo stesso i BMWisti? I BMWisti li incontriamo lo stesso, sì. Nasce dalla passione sfrenata che abbiamo di questo settore qua. Prima perché di tutto, dalla passione. Assolutamente, una passione. Macchina, in moto? In scooter, sì, in scooter. Non tradisce le... No, non tradisce, molto di più prima, adesso ha 2 figli, quindi fa un po' di più fatica, ma le volte che riesce a prenderla lo prende ancora, c'è. E comunque la nostra grande forza è anche comunque la distribuzione di ricambi. Nel Triveneto abbiamo 3 agenti che girano il Triveneto, abbiamo un magazzino ricambi di 900 metri quadri con più di 14.000 articoli presenti a magazzino costantemente, ne gestiamo circa invece una 30.000 all'anno. Numeri imponenti. Sì. Nel mercato della moto sono numeri. Sì, molto imponenti. E questo è quello che secondo me è riuscito a far portare l'azienda a far passare le varie crisi che ci sono state nel nostro campo, molto grandi anche all'azienda, e ancora oggi siamo completamente in crisi. Non pensiamo che nel 2005 in provincia di Treviso si vendevano 950 moto Honda all'anno. E adesso se ne fanno circa 200 e 1200 di tutti i marchi, quindi la crisi è veramente enorme. Ed è spiegabile secondo lei, Alessandro, perché? Allora, oltre mancanza di soldi, non so, oltre ai soliti discorsi, voglio dire, c'è uno specifico, specifico per la provincia? Sì. Lo specifico per la provincia è che moltissima gente prima del 2008 aveva 2 lavori e questo ovviamente portava a spendere, perfetto, ma oltre a quello a spendere anche magari nella passione. Oggi, perché la passione della moto purtroppo è una passione abbastanza costosa, oggi questo secondo lavoro non c'è più, sono sparite moltissime aziende da Treviso che sono andate a lavorare all'estero, esistono ancora ma sono andate a lavorare all'estero. Magari la testa direzionale, ma non c'è più. Sì, non c'è più la produzione, quindi non c'è più la ricchezza alla fine, e questo ha creato un bel disastro a Treviso, cioè nel senso che il mercato è veramente crollato in una maniera incredibile. L'auto probabilmente non ha fatto questo crollo perché l'auto comunque è necessaria, certo. La moto no. La moto è un divertimento, è uno sfizio. Sì. Lo scooter non ha grandissimi numeri a Treviso, perché comunque è vero che abbiamo una provincia grande, ma è vero che tutte, sia la città di Treviso che l'Interland, sono tutti molto piccoli. Poi Alessandro, l'impressione che abbiamo noi dall'esterno, non siamo del settore,
che siano anche quasi scomparsi i motoclub che perlomeno facevano anche un lavoro di promozione del mezzo, non so, è la mia impressione. No, sono scomparsi i motoclub. Parlavo con il Teni, no, c'è, è ridotto, proprio parlavo con il presidente che viene qua spesso da noi, è ridotto ai minimi termini a livello di iscritti e quindi non riescono a momenti neanche a pagare l'affitto di dove sono, perché pagano l'affitto al comune. Sì, sono là a Porta San Tommaso, ancora subito sulla sinistra, però fanno fatica a pagare gli affitti, la gente dicono che non c'è più comunque la passione di una volta, la gente si iscrive soprattutto... È anche la promozione, perché in fondo loro erano un centro di diffusione e di promozione dello sport motociclistico. Assolutamente. Non indifferente, insomma. Assolutamente. Era una bandiera qua a Treviso. Ah sì. Beh, lo è ancora adesso, perché penso che sia ancora il motoclub più grande di Treviso, ma stiamo parlando comunque di poche unità di iscritti. Alessandro, un'altra cosa, Mattarollo come spende in comunicazione? Non mi interessa sapere, cioè televisione, online, non fate niente, passaparola solo, cioè quali sono le scelte? Una volta facevate un sacco di pubblicità, voglio dire, sì. Si trovava dappertutto, voglio dire. Allora, penso che abbiate fatto delle scelte anche voi. Certo, allora ovviamente abbiamo dovuto ridurre la pubblicità per ovvi motivi di marginalità ci siamo trasferiti non più nella carta stampata, perché oggi la nostra utenza, che comunque dovrebbe essere giovane, non la legge e di conseguenza per noi non è più interessante. Sì, radio e social. E social, sì. Credo che sia una scelta più che avveduta, voglio dire, no? Perché a tempi sono così. Sì, anche attraverso Facebook spendiamo parecchi soldi all'anno nella provincia, per posizionarsi, per comunque arrivare a casa dei ragazzi che oggi anche loro purtroppo hanno perso molto la passione della moto e si sono attaccati ai telefonini, perché questo... Sulla non pericolosità della moto, perché anche su questo è stato un elemento talvolta di limite allo sviluppo del motociclismo tra i giovani anche, no? Ci vuole attenzione, sì, per carità, insomma, ci vuole quello che si vuole, ma in se stesso. Secondo me ci vuole la stessa attenzione che ci vuole in auto, e niente di più e niente di meno. La differenza può essere solo una, che in auto puoi fare a meno forse di guardare la macchina che ti sta venendo fuori da destra e sinistra, perché se dovesse succedere qualcosa gli vai addosso e fine. Nel campo motociclistico io guido la moto da quando ho 6 anni e dico che ogni volta che vedo una macchina arrivare su dare la precedenza o uno stop, io comunque rallento. È ancora valido, visto che il Cagnan è fatto su carta rosa, no? Sì. E così facciamo un piccolo gossip: avere una bella moto attira ancora le belle donne. Una volta c'era questo, vero? C'era un po' questo. Allora, secondo me sì, guardando il gossip motociclistico, sì. Guardando Treviso soprattutto, che abbiamo clienti che fanno 1000 km all'anno, 2000, ma quando viene fuori il modello nuovo lo cambiano, questo dà il senso che comunque apparire a Treviso è ancora molto importante. Da un ruolo e da sì, l'immagine. Assolutamente. Assolutamente. Questo non per dire che le donne si fanno ciullare solo da questo, però è vero che una bella motocicletta, il ragazzo così che sa muoversi così era un momento di attrazione vera, insomma, inutile. Forse è più importante avere una Porsche Cayenne, adesso senza andare a fare pubblicità agli altri, oggi, che una moto, però comunque è ancora importante. Ma dico onestamente che non parliamo di SUV dove girano queste signore che lasciamo stare, non voglio fare polemiche, cioè voglio dire, è una mia idea, sono vecchio, quindi probabilmente sarà anche questo che mi porta. Bene, la redazione del Cagnan la ringrazia e adesso aspettiamo il papà per poter... Grazie a voi di questa intervista e ci risentiamo. Io avanzo sempre un'intervista con sua sorella, spero che lei la convinca. Assolutamente. No?
Le prometto che ci tenterò. Tenterò anch'io, non nel senso dell'intervista, per carità, il Cagnarci, come c'erano tutte le doppie battute, i doppi sensi, lo vorrei poi magari che venisse interpretato in altra maniera. Grazie e saluti cagnaneschi. Grazie a voi. L'Italia del Gusto è la voce che merita il tuo ascolto.